vari aspetti dell'attività svolta in questo evento locale, riveste, secondo molti, un'esperienza anche collegiale tra tutte le categorie professionali, quindi oltre a ingegneri, architetti e geometri, in cui si è riusciti a dare un'attività molto importante, congiunta, dove tutte le esperienze personali e professionali sono riusciti a convivere e a dare dei risultati importanti nei tempi. Abbiamo avuto 56 ingegneri, 67 architetti, 46 geometri, abbiamo davvero ottenuto risultati, tutto diretto e coordinato dal Dipartimento regionale dell'Ingegneria Taranta. Io ho fatto il coordinamento, ma in verità il coordinamento è stato fatto da me, dagli architetti e dagli geometri, tutti insieme in sala operativa, e poi tutta la parte di sotto aiuto, ognuno per le proprie competenze di ingegneri, di architetti, di geometri. L'organizzazione e la pianificazione all'interno dei comuni, per quanto la cosa fosse localizzata, ma soprattutto perché i piani di emergenza non erano proprio così operativi come avrebbero dovuto essere, quindi anche tutta la parte informativa, l'organizzazione delle coppie che non arrivano, l'attivazione delle squadre, l'assistenza ai rilevatori e alle squadre, perché questo è stato ripetutamente dimenticato nelle attività emergenziali precedenti e nelle ultime è stato proprio abbandonato come sistema, che invece per noi, per le nostre esperienze, io ne ho fatto diverse, sono fondamentali dare l'assistenza alle squadre, i rapporti con i comuni, le validazioni delle schede, e non come usualmente le schede vengono fatte parlo per lei, ci sono quelle vigenti in cui si vanno nei centri a fare i controlli, si fanno fare le correzioni e poi buonanotte sì che siamo sempre noi che firmiamo, no? Bisogna aiutare comunque i colleghi, ma bisogna prenderci anche le nostre responsabilità da chi è la parte direttiva. E la georeferenziazione di quelle che sono le zone di intervento. Il giudizio di agibilità in post-tromba d'aria, perché noi interveniamo dopo i vigili del fuoco, dopo la prima fase emergenziale, per 1000 motivi di sicurezza. Il supporto, per esempio, al Comune di Perini è stato proprio quello, diciamo, in cui abbiamo dovuto organizzare il TOC, abbiamo dovuto pianificare i rapporti, soprattutto perché qui il problema non era stato enormemente devastante dal punto di vista dell'impatto della tromba d'aria, ma nella distribuzione della grande superficie e quantità di schede da dover attuare. Sono state quasi 850, ma che non c'erano dei tecnici, tra virgolette, locali presenti che potevano dare una mano. Noi siamo andati per fare questo tipo di attività. Le schede, scusate, sono in piccolo, ma tanto non si possono dettagliare, sono state fatte delle schede ad hoc di individuazione con dei sistemi, tra virgolette, a peso per semplificare. Non erano applicabili le schede REIDES che riguardano solo la sismica e non c'era neanche il tempo materiale per poterle applicare. I contenuti sono di tutti i tipi, le coperti, solari, strutture portanti, verticali, impianti, servizi e tutti gli elementi secondari, perché si pensa sempre che l'evento sismico sia il peggiore, ma vi assicuro una tromba d'aria a quasi 300 km/h fa dei disastri veramente notevoli, adesso lo vediamo. Il fatto di dare, preso ovviamente dai criteri della scheda REIDES, diversi gradi di agibilità e inagibilità, e poi quello per avere anche un quadro complessivo generale per mettere i comuni anche nella condizione di sapere quanto è stato effettivamente l'impatto della tromba d'aria a livello di danni per la salvaguardia delle persone. Quindi abbiamo avuto 125 edifici agibili, 35 inagibili e 25 parzialmente agibili, cioè per essere una tromba d'aria non era proprio così, tra virgolette, localizzata. Qui vado un po' avanti per vedere cose più importanti. Vediamo un po' i danni. Questa era la zona presa dal satellite, l'impatto preso appunto dal meteo nella sua localizzazione. Questa è la striscia individuata in funzione dei danni post intervento che individua esattamente il percorso della tromba d'aria dall'autostrada fino a dopo Mira.
Qui cominciamo a vedere queste non sono macchine del digitale, sono dei copi incastrati e infilati a taglio in un muro costituito da un intorno al cappotto. Questa è una tegola, quindi in alto a sinistra che si vede una tegola marsigliese che pesa sui 15 kg, arrivata di piatto sull'intonaco al cappotto, entrata di 4 cm. Quindi insomma, se ti becca credo che qualche danno fisico lo possa comportare. Buchi di tutti i tipi, questi direi che sono eclatanti, no? Perché finché arriva sulla parete, sulla superficie va bene, ma se ti trovi in mezzo, ti trovi nella traiettoria, questo può fare dei danni fisici non indifferenti e non per questo. L'effetto, tra virgolette, del materiale in fase aerea trasportato, ma soprattutto la quantità che viene lanciata nel percorso, il sollevamento per esempio di elementi secondari che non erano magari forse stati bene, questo l'intonaco inizialmente era a posto, era finito, ha avuto praticamente un bombardamento, le schiume che voi vedete sono dei tappi di fortuna fatti come solito bombe di schiuma per tamponare quello che era il problema poi della pioggia successiva che non doveva esserci, mi sembra direi alquanto esaustiva, no? Quando arrivano questi pezzi volanti è un problema, cose sicuramente apparentemente secondarie, sì, a volte magari c'è anche un po' di non buona esecuzione che poi però si paga. Certo, adesso c'è questa mania della schiuma, forse abbiamo perso i vecchi criteri costruttivi perché si impiega metà tempo, è più facile, sì, vabbè, d'accordo, finché ne arriva a vola forse magari può anche tenere, ma in arriva al tornado questo è da più vedere. I tralicci che sono caduti dell'Enel, questo aveva tra l'altro una conformazione particolare che è stato praticamente tranciato a metà, la fondazione ottenuta, ma il traliccio no. Ma esistono anche i ripristini malfatti, per cui perché ripetere lo stesso errore non si capisce, però anche quelli che meno male hanno tenuto, solai che sono stati completamente sollevati, solai completamente eliminati, e qui c'era la gente dentro, cioè non è che un tornado poi alla fine di quelli che veniamo in America sicuramente un F5, noi speriamo di non averlo mai, questo era quasi un F3, questi erano in casa, se ne sono cavata perché erano tra cuffie, edifici storici, con i loro problemi, con le loro realtà, ma pur sempre, no? La villa, quella a Mira, famosa. Questi erano in casa, è stato devastato completamente il piano, però vi faccio notare come sul fondo a sinistra la casa invece sono andati via solo i copi, perché? Forse qualche dubbio, qualche perplessità, non so neanche forse. Questo è stato completamente ribaltato il tetto, è sparito il tetto, ma c'erano gli agganci sul tetto, io qua non lo posso vedere, ma dico sicuramente questo è leggibile. Edifici che magari erano anche in corso di restauro o appena finiti, come questo, che era una serra, un negozio, e poi ci troviamo mezze pareti interne addirittura sradicate, i cordoli che sono praticamente spariti. Ma sono tutti colpa del tornado o c'è anche qualche colpa, tra virgolette, qualche responsabilità di chi, di come? Perché questo era abitato, guardate, ci sono gli armadi con dentro i vestiti, il tornado non è poi così semplice, elementi secondari, pertinenze secondarie, qui il carattere partito da torto, dalla leggera, va bene, la villa è stata completamente devastata. Questo albero era verde prima dell'impatto, non è più verde. E poi un altro bel problemino in cui noi ci troviamo di fronte, l'amianto, no? Le chiamate che abbiamo avuto per il problema dell'amianto sono state enormi, tutte le nostre industrie erano piene, cosa dobbiamo fare? C'era tutto da via, non è che siamo noi preposti per questo tipo di attività, né tantomeno possiamo pensare di essere dei kamikaze e ci dobbiamo per forza avventurare in queste situazioni. Ma se non lo si dice alle squadre, se non si risponde alle squadre vanno perché magari lo fanno con spirito patriottico, sì, ma non va bene.
Allora l'assistenza alle squadre ha un ruolo importante nel sistema di coordinamento. Certo, perché si mi volano, abbiamo dei tegoli, per esempio, piccoli tegoli precompresso, questi se volano stavano lavorando dentro quando è successo l'incidente. Oppure strutture anche recenti che per effetto dell'impatto del taglio, lamiere in sandwich vengono completamente tagliate. I portoni del garage, voi direte, oh sì, vabbè, sì, ma questi l'effetto premente li ha portati completamente fuori sede, serramenti sradicati. Io qualcuno l'ho visto e effettivamente magari qualche vita poteva anche marcare, ma alcuni anche li avevano. Quindi questi erano esistenti, fotovoltaico, no? Quanti siamo pieni ormai di questo fotovoltaico, non sono predisposti per avere una protezione di questo ambito, anche loro pure teniamo subito le conseguenze. E poi tutta la parte arborea vegetale, ovviamente dei alberi sradicati. Sì, forse magari questi, voglio dire, sono talmente alti, le radici talmente superficiali, ahimè, purtroppo non hanno capacità di resistenza, ma allora forse qualche dubbio, qualche perplessità bisognerebbe conoscerlo prima. Quando restano poi così, se va bene che resistano, tra virgolette, le radici. E alla fine, con l'esperienza che abbiamo fatto con l'architetto Bortolato, che abbiamo tentato la georeferenziazione, abbiamo visto che è possibile anche in tempi volentieri quasi attuali. Cioè, ormai abbiamo tutti i pad, abbiamo tutto il testo, abbiamo tutto il portatile, è possibile che andiamo ancora con la scheda cartacea. Di test la Lombardia li sta facendo per il fatto della compilazione della scheda aerea sul sistema automatico, speriamo che effettivamente sia possibile, soprattutto per abbreviare i tempi e semplificare l'attività sui posti. Però è tutto possibile, basta avere la buona volontà di poterlo fare nell'ottica di essere comunque anche d'aiuto a chi è sul posto, alle squadre che sono sul posto. Grazie.